Siamo riuniti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, il bene che Dio ci vuole, la forza dello Spirito Santo che ci ispira per l'intercessione di Maria, sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Oggi siamo venuti a trovare Maria perché ci insegna a vivere come ha fatto lei in unione a Gesù. Siamo invitati oggi a cambiare fisionomia, da fedeli cristiani diventare fratelli, sorelle e madri di Gesù. Sentiremo come si fa. Siamo venuti come siamo, torneremo diversi. Siamo venuti malati, torneremo guariti. Vedremo in che modo e di che cosa. Proprio per questo chiediamoci di fronte a Maria quali sono le malattie spirituali che faccio fatica a superare e che voglio oggi chiedere a Maria di guarire. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, supplico la Beata Sempre Vergine Maria, Marianti e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Abbiamo chiesto scusa, siamo perdonati, in pace con Dio e con se stessi e coi fratelli. Per questo adesso possiamo insieme cantare il ritornello della gloria. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Preghiamo. È un momento buono per dire, Signore, le nostre domande, le nostre preghiere, i nostri ringraziamenti personali, ma anche quelli di tutti gli altri. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima Sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidici alla gioia senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen. Possiamo sedere. Dal libro del profeta Zaccaria. Rallegrati, esulta figlia di Sion, perché, ecco, io vengo ad abitare in mezzo a te, oracolo del Signore. Nazioni numerose aderiranno in quel giorno al Signore e diverranno suo popolo, ed egli dimorerà in mezzo a te. E tu saprai che il Signore degli eserciti mi ha inviato a te. Il Signore si terrà a Giuda come eredità nella terra santa ed eleggerà di nuovo Gerusalemme. Taccia ogni mortale davanti al Signore, poiché egli si è destato della sua santa dimora. Parola di Dio. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a Lui? Chi muoverà accuse contro coloro che ci ha scelti? Dio è colui che giustifica, chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come sta scritto, per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno, siamo considerati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio
che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Parola di Dio. Beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre Gesù parlava ancora alla folla, ecco sua madre e i suoi fratelli stavano fuori e cercavano di parlargli. Qualcuno gli disse: ecco, tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e cercano di parlarti. Ed egli, rispondendo a chi gli parlava, disse: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Poi, tenendo la mano verso i suoi discepoli, disse: ecco mia madre e i miei fratelli, perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e madre. Parola del Signore. Questo è un salto di qualità. Noi da semplici cristiani siamo chiamati a diventare fratelli, sorelle e madri di Gesù. Diventare qualcosa di unito a loro. E questo è un miracolo che il Signore ci chiede. Ma qual è il modo per farlo? È fare la volontà di Dio. Vedete, noi, non so, oggi siamo venuti qui per chiedere grazie, probabilmente sarà per chiedere salute, altre grazie personali. Il Signore ci chiede una cosa, noi possiamo chiedere, infatti ha detto: chiunque chiede riceve, chi bussa sarà aperto. Però noi ci accordiamo che chiediamo che ci faccia passare l'influenza e ci viene anche il Covid, chiediamo che ci faccia passare il mal di testa e ci viene anche il mal di pancia, chiediamo al Signore che faccia sparire il Covid va avanti lo stesso, novene, cortei, rosari. Non è che quelli che hanno meno Covid di quelli che... Quindi c'è qualcosa da capire, cioè la preghiera è per cosa? Per chiedere grazie. Ieri abbiamo letto in chiesa l'episodio di Gesù in croce, aveva due amici accanto, due ladroni, due delinquenti. Uno si rivolge e gli dice: Signore, se sei il Cristo, salva te stesso e noi, salva te stesso e noi, cioè fa una preghiera interessata, pensa alla salute sua. E l'altro invece gli dice: Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Due cose diverse. Uno chiede favori per se stesso, l'altro chiede di essere sempre col Signore. Ecco la differenza, ed è una differenza grande. Non è che non dobbiamo pregare, ma la preghiera, andiamo con i nostri pensieri e veniamo via, ed ecco il punto, coi pensieri di Dio, il modo di pensare di Dio, pronti a fare la sua volontà in quelle situazioni lì, pronti a trasformare anche il dolore e la sofferenza in modi di... E credo che questo sia importante. Sentite, anche Gesù dice: quando pregate non moltiplicate le parole pensando di essere esauditi a furia di parole. Certe volte mi sento certi rosari a furia di parole. Ma quando pregate dite: Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno. Cioè, andiamo lì e il Signore ci dice cosa fare, non
dice quello che ci dà quello che... Quante volte succede? Veniamo fuori dalla preghiera più sereni, magari senza aver... Quanti gente va a Lourdes per chiedere grazie e poi torna a casa malata come prima, ma diversa, più entusiasta, più vicina a Dio. C'è anche la parola di Dio che dice: noi non sappiamo come pregare, ma lo Spirito Santo viene in nostro aiuto con gemiti inesprimibili, perché preghiamo, attenti qua, secondo gli intendimenti di Dio. Secondo gli intendimenti. Anche Gesù nell'orto degli Olivi: Padre, se è possibile allontana da me questo calice, però non la mia ma la tua volontà sia fatta. Gesù al Tempio, quando Maria lo trova: ma perché mi cercavate? Non sapevate che io debbo occuparmi delle cose del Padre mio? Cioè, la preghiera serve per entrare in rapporto con Dio, sentirne la presenza, chiedere a Lui che ci aiuti a percorrere le sue strade, ci dia la forza, la gioia di farlo. E credo che questo sia importantissimo. Quindi pregare resta necessario, però occorre convertire il nostro modo di pregare. E allora diventeremo fratelli, sorelle e madri di Gesù. Cosa faceva la Madonna? Vi ricordate cosa faceva? Ascoltava il canto degli angeli sopra Betlemme, oppure vedeva Gesù che scappava via di casa a 12 anni. Maria rifletteva su queste cose, riflettendoci nel suo cuore. Cioè, la preghiera è il momento in cui rifletti sulla vita tua, alla luce di Dio, col pensiero di Dio. Guardate che è straordinaria questa cosa qua. È Dio che ci salva. Noi lo accostiamo e Lui ci illumina, come ha fatto Gesù con quel buon ladrone. Oggi sarai con me nel cielo. Cioè, è entrato in rapporto con Gesù. Questa è stata la grandezza e la salvezza. E questa è anche la nostra strada. C'è una conclusione. C'è una conclusione che è quella di lasciare che la linfa della vita di Gesù entri dentro di noi, la linfa dello Spirito Santo, la sua volontà, e faccia di noi persone che portano frutto secondo il cuore di Dio. Ho detto che sarà importante, uscendo, sentire che torniamo a casa per un'altra strada della nostra vita, trasformando la preghiera in un'amicizia con Dio. Dobbiamo ora dire, Signore, che ci fidiamo di Lui, di noi stessi. E lo facciamo con la preghiera, con il credo, quello che abbiamo detto nel giorno del nostro battesimo. Credete in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì, fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù nostro Signore. Amen. E ora trasformiamo in preghiera le parole, i sentimenti che il Signore ha suscitato oggi nel nostro cuore per farci diventare fratelli, sorelle e madri sue. Preghiamo insieme e diciamo: donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito. Donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito. Ti preghiamo per i pastori della Chiesa, perché formati alla scuola di Maria, Regina degli Apostoli, siano fedeli messaggeri della tua parola e dispensatori instancabili della tua consolazione. Preghiamo. Donaci, Padre, il tuo Santo Spirito. Ti preghiamo per i popoli lacerati dalla guerra e dalle calamità, perché ogni uomo creda che la pace inizia con la conversione del cuore
per passare dall'egoismo alla generosità e dalla violenza al rispetto del prossimo. Preghiamo. Ti preghiamo per tutti i cristiani, in particolare per le persone consacrate, perché trovando in Maria la sorgente della pura gioia, vivano in maniera sempre più autentica la propria vocazione, dando al mondo testimonianza di fedeltà. Preghiamo. Ti preghiamo per gli ammalati, perché in Maria trovino aiuto e conforto nel portare la croce della sofferenza, senza venir meno nella speranza. Preghiamo. Ti preghiamo per noi qui riuniti, perché custodendo la parola che abbiamo ascoltato, diventiamo fedeli servi e testimoni del tuo regno. Preghiamo. Dio, fortifica in noi il desiderio del bene, sostienici nella speranza, rafforzaci nella carità, per intercessione di Maria che ci precede nella peregrinazione della fede, per Cristo nostro Signore. Immacolata Vergine bella, di nostra vita, tu sei la stella, Pregate, fratelli e sorelle, perché mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Guarda con bontà, Signore, le offerte che ti presentiamo nel ricordo di Maria Vergine Madre, e in segno di paterno gradimento donaci l'aiuto della tua misericordia, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Raccogliamo in questa preghiera tutti i motivi di riconoscenza e di ringraziamento a Dio. È veramente cosa buona e giusta, è nostro dovere e fonte di salvezza renderti grazie, Padre, e magnificare il tuo amore per noi in questa memoria della Beata Vergine Maria, salute degli infermi. Partecipa in modo singolare del mistero del dolore. Risplende come segno di salvezza e di speranza a quanti nell'infermità del corpo e dello spirito invocano il suo patrocinio. A tutti i sofferenti che guardano in lei offre il modello di perfetta adesione al tuo volere e di piena conformità a Cristo, che nel suo immenso amore per noi ha portato le nostre debolezze e si è caricato dei nostri dolori. Per mezzo di Lui si lietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. A loro canto concedi, Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.
dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo, faccia di tutti noi una vera famiglia. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, i presbiteri e i diaconi. Ricordati oggi in particolare anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Chiediamo al Signore la pace nel nostro cuore e con un sorriso, guardandoci, scambiamoci in pace, qui e sempre nella vita. Agnello che del mondo Agnello di Dio che togli i peccati. Oh mamma, prendi quella. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Ma di soltanto la parola, e io sarò salvato. Canto di comunione, il pane del cammino, numero 81.
Mia forza e mio canto è il Signore, Egli è stato la mia salvezza. Preghiamo. Volevo aggiungere qualcosa. Come si fa a capire cosa Dio vuole da noi? Leggendo più spesso insieme la parola di Dio. E per questo preghiamo Maria che interceda. O Dio, il sacramento del corpo e sangue del tuo unico Figlio, che abbiamo ricevuto con gioia, nel devoto ricordo della Beata Vergine della Salute, ci sostenga nel cammino della vita presente e ci guidi alla felicità eterna. Per Cristo nostro Signore. Gli avvisi del parroco. Un caro saluto a tutti i pellegrini, in particolare a quelli delle parrocchie di Serravalle e Sant'Andrea, a cui era dedicata in modo speciale questa prima celebrazione della giornata. Un saluto e un ringraziamento a Don Ermanno per aver presieduto questa celebrazione e a tutti auguro che la Madonna della Salute ascolti le vostre preghiere. Tutti siete venuti quassù con qualche intenzione particolare, con qualche persona da raccomandare al Signore, alla Madonna, con qualche situazione che vi sta particolarmente a cuore, forse qualcuno ha anche problemi di salute particolari riferiti alla propria persona, insomma tutti abbiamo un motivo per essere qui. Ecco, la speranza, l'augurio è che davvero la Madonna della Salute porti davanti al buon Dio le preghiere di ciascuno e ne ottenga l'esaudimento. Ecco, io vorrei anche approfittare per salutare quelli che hanno seguito questa messa sulla Tenda TV e ringraziare Federico Campodalorto che ha reso possibile la trasmissione e preghiamo anche per loro. Ecco, il bello è che da questo santuario si vede un po' tutta la città di Vittorio Veneto, come a dire che la nostra preghiera non è solo per noi qui presenti, ma per tutta la città, per tutto il mondo, anzi vogliamo pregare la Madonna della Salute. Ecco, raccomando che dopo aver nutrito lo spirito qui in chiesa, ecco, non è vietato nutrire anche il corpo al chiosco qui vicino. Ecco, e quest'anno siamo ripartiti dopo 2 o 3 anni di pausa anche con la pesca di beneficenza, la ruota della fortuna. Ecco, si è sempre fortunati perché si vince sempre qualcosa, poi i premi sono più o meno ricchi a seconda della fortuna di ciascuno, però ecco, potete approfittare anche per la pesca. Ecco, direi concludiamo facendo insieme la preghiera alla Madonna della Salute, la trovate nei santini. Ecco, alcuni sono sui banchi, altri li troverete in fondo alla chiesa, santini che poi potete tenervi, portarvi a casa e fare questa bella preghiera in altre circostanze. Insieme, o Maria, Madonna della Salute, ti veneriamo nel mistero della tua presentazione al Tempio, quando ti consacrasti totalmente a Dio per un grande disegno di salvezza. Tu hai accolto la volontà di Dio quando nell'Annunciazione hai risposto sì alla divina chiamata. Tu hai accettato il piano di Dio anche ai piedi della croce del tuo Figlio. Aiuta anche noi ad accettare il progetto di Dio sulla nostra vita, anche se comprende la croce. A te, che sei Madre amorevole, presentiamo le nostre malattie e sofferenze. Vogliamo offrire i nostri dolori per il bene della Chiesa, per le vocazioni e la salvezza di tutti. Affidiamo alla tua bontà tutti i malati, soprattutto quanti stanno peggio di noi. Allontana da noi i mali del corpo e dello spirito. Dona sollievo a quanti soffrono e accompagnaci tutti in paradiso. Il Signore sia con voi. Rispondiamo alla benedizione dicendo Amen. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine, ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. A tutti voi che celebrate con fede la festa della Madonna della Salute,
Concede, Signore, la salute del corpo e la consolazione dello spirito. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi, sulle vostre famiglie, sulle nostre comunità e vi rimanga per sempre. Amen. Andiamo in pace. Canto numero 192, è l'ora che via, facciamo la prima e la penultima strofe. Siamo a Costa di Vittorio Veneto e siamo qui per parlarvi del santuario della Madonna della Salute che vedete alle mie spalle. Il santuario si erge in una delle colline che vanno a circondare la città di Vittorio Veneto e noi siamo andati da padre Giovanni Battista Guidolin per chiedergli di raccontarci un po' la storia di questo santuario e la sua evoluzione nel corso del tempo. Donna del sorriso e madre del silenzio. Evidentemente io sono uno dei tanti sacerdoti che hanno un po' curato, quindi hanno messo la loro attenzione a questo santuario che in fondo diventava un po' un punto di incontro di quei fedeli pellegrini che sono devoti alla Madonna della Salute. Non tanto la salute in sé, quanto piuttosto perché la Madonna in fondo l'hanno sempre vista come una figura meravigliosa nella Chiesa. Io sto raccogliendo lo sforzo e un po' la generosità di lavoro, di impegno degli altri sacerdoti, perché ho esteso un po' l'area, ciò che riguarda la devozione e soprattutto questo incontrarsi dei pellegrini attorno a questo santuario. Questo santuario si perde nei tempi di per sé, perché quel colle lassù ha avuto una presenza anche storica. Nei tempi dei Romani c'erano dei resti che ricordano
un po' questa loro presenza, quindi nelle loro conquiste che avevano da fare per estendere questo impero romano. Poi successivamente, con l'avvento del cristianesimo, alcuni monaci di San Colombano provenienti dall'isola dell'Irlanda si sono stabiliti anche qui, hanno creato un cenobio e probabilmente questi monaci avevano lo scopo di evangelizzare la zona. Comunque, tornando al nostro santuario, dove c'era questo convento di questi monaci, San Colombano, l'abbiamo ancora anche presente nelle pitture e affreschi del santuario. Successivamente quindi si sono creati momenti vari in cui questo santuario ha avuto sempre forme diverse, da un capitello sono riusciti a trasformarlo poi in una specie di chiusuola che era ancora incapace di contenere i fedeli. Attorno gli avevano associato un po' una congregazione così chiamata di battuti o fabbricieri, che avevano l'incarico della manutenzione del santuario e dell'ambiente. Più tardi poi, nel 1829, questa presenza, questo edificio viene demolito, distrutto, e un po' sulla guida, capacità e abilità di due personaggi molto importanti, che è Don Giovanni Palatini e un laico, Giovanni Zanon dal Bo, che ricostruiscono il santuario raggiungendo la forma attuale. Quindi è stato poi consacrato da un Monsignor Beccegato, e anche lì tanta gente presente, eccetera, per ricordare questo avvenimento. In fondo, il titolo della Madonna della Salute lo riacquista dopo la famosa guarigione, diciamo così, quel prodigio in cui la Madonna è intervenuta nel debellare quel morbo della peste del 1500-1600, che acquista questo nome di Madonna della Salute. Il culto per la Madonna della Salute nasce infatti a Venezia nel XVI secolo. Il doge e la città organizzarono una processione di preghiera alla Madonna per liberare le popolazioni dalla peste bubbonica, che colpì il nord Italia tra il 1630 e il 1631. Grazie all'intercessione di Maria, l'epidemia subì un brusco rallentamento, fino a scomparire. Per questo, il 21 novembre 1687 venne eretta a Venezia la Basilica di Santa Maria della Salute e con essa numerosi santuari in tutto il nord-est. Al Santuario della Madonna della Salute, durante i festeggiamenti per la Madonna della Salute, opera un nutrito gruppo di volontari che si adopera per dare anche ristoro ai fedeli. Attualmente noi al santuario ci stiamo dietro il più possibile, abbiamo un bel gruppo così chiamato che si dedica alla Madonna della Salute, ma c'è tutto quello che è la parrocchia, il consiglio pastorale, quindi anche la gente, molto interessati sono i nostri vescovi, perché vedo che la gente gode della presenza del vescovo nel santuario. Come per dire, questo è un punto quindi che ha un valore universale, quindi un valore particolare che si estende al di là della geografia del luogo. Quindi ecco anche la bellezza e, diciamo così, la fortuna che questi nostri vescovi che sono presenti, ecco, danno in certo qual modo un impulso e anche un sostegno a questa nostra fatica nell'operare, perché la Madonna della Salute non venga mai meno, ma sia sempre un po' riconosciuta, ecco, come una figura fulgida, questa figura celebre, questa figura umile e semplice, però che ci aiuta anche a far sì che anche noi possiamo essere creature come lei, ecco, dove possiamo realizzare dei progetti che Dio ha su di noi, che Cristo in qualche modo infonde nel nostro spirito come vocazione. Questi tempi abbiamo visto un aumento di fedeli, siamo rimasti colpiti
da questo gruppo numerosissimo, questi fedeli così ammassati attorno al santuario, eccetera, da impressionarci. Nell'animo, nella vita interiore di ogni cristiano, quando lui scende da questo colle, trova una forza, una gioia straordinaria che dà ancora quello che è il coraggio, l'ardore e soprattutto l'entusiasmo di poter continuare a vivere, perché sa che la Madonna della Salute, che vigila nel suo colle, sa che è presente e l'accompagna. La festa Madonna della Salute, che ricorda questa giovane che si presenta al Tempio, offerta al Signore per essere dedicata totalmente nella sua volontà al progetto di Dio, che misteriosamente lei percepiva che questo Dio aveva qualche cosa su di sé. Evidentemente l'abbiamo fatto anche per quello che è un approccio alla liturgia dell'Avvento che arriva, cioè Maria, che comincia a essere colei che conduce al Natale, che ci prepara al Natale. Questo momento, la festa Madonna della Salute 21 novembre, ecco, è un passaggio, è un accesso, è un cammino verso il Natale.